Festa grande ad Arzana per i 109 anni della nonnina d'Italia, zia Raffaela Monni, festeggiata dai bambini del paese, da giornalisti australiani. Siamo adesso ad Arzana, dove ieri è stata festeggiata zia Raffaela Monni, 109 anni per lei, eletta nonnina d'Italia, lucidissima, festeggiata soprattutto dai bambini delle scuole elementari e delle scuole medie, felice per la liberazione di Titi Pinna. Ci racconta tutto Maria Franca Campos. Zia Raffaela Monni, la nonnina d'Italia, si rallegra per la liberazione di Titi Pinna. La centenaria di Arzana ha compiuto ieri 109 anni e lucida e spigliata ha commentato con piacere il ritorno a casa dell'allevatore di Bonorva. La nonnina è stata festeggiata dagli alunni delle scuole elementari e delle scuole materne di Arzana, che per lei hanno intonato moteti e recitato poesie e l'hanno aiutata a soffiare le candeline sulla torta. Le hanno cantato tanti auguri e regalato tanti applausi, come si fa ad una diva. E la nonnina per loro è davvero un mito. Accompagnata dai nipoti Marisa e Attilio e dal presidente della Proloco Raffaele Sestu, zia Raffaela Monni ha partecipato alla festa tutta in suo onore, tra gli auguri dei bambini e degli amministratori, tra i flash dei fotografi e i taccuini dei giornalisti. Per lei sono arrivati anche dall'Australia. Ieri ad intervistarla c'era una coppia di giornalisti australiani che ha deciso di documentarsi e scrivere un libro sull'isola, dal titolo Il segreto della Sardegna, mangiare e bere e campare fino a 100 anni. Il volume sarà pubblicato l'anno prossimo, dopo ricerche e interviste sul campo condotte con la guida della giornalista Simonetta Selloni. Zia Raffaela ha accolto tutti con piacere, radiosa e disponibile alle chiacchiere. Come sono lontani i tempi in cui andava a zappare e a raccogliere le ghiande. Adesso è una vera star e il ruolo le piace.